Parliamo di cronaca, ci spostiamo nelle campagne tra Pulsano e Leporano perché l'ombra della Mala dei Pascoli sembra tornare ad aleggiare su quei territori. Incendio di mezzi, distruzione di vitigni e quanto è capitato ad alcuni imprenditori e tra questi al dottor Amleto Elia che abbiamo in collegamento telefonico con noi. Buongiorno. Sì, buongiorno, grazie di avermi invitato a questo evento. Grazie a lei per aver accettato. Insomma, parlare di certi argomenti non è sempre facile. Dottor Elia, mi corregga se sbaglio, ad agosto vi hanno incendiato un mezzo che poi è scomparso. Sabato mattina un'altra amara scoperta, danneggiamenti nelle sue viti, danni per insomma decine di migliaia di euro. Che cosa credete che stia succedendo? Guardi, io credo che ci sia di nuovo una recrudescenza di fenomeni, diciamo, borderline, chiamiamoli così, o malavitosi nell'ambito del nostro territorio. È difficile dire chi o insomma sviluppare delle ipotesi precise, ma credo che ci sia una vera recrudescenza. Il territorio è completamente martoriato, chiunque si faccia un giro nelle campagne di Pulsano trova cumuli di spazzatura ovunque, scarichi abusivi, vigneti per terra. A me mi hanno fatto questo dispetto, mi hanno tagliato 3 ettari di uva da tavola che è collassato su se stesso, quindi adesso sarà difficilissimo le operazioni di ripristino di bonifica, senza parlare di muretti a secco buttati giù, cancelli divelti, insomma la situazione è abbastanza grave. Ovviamente avete già denunciato tutto più volte, immagino. Certo, no, le autorità ci aiutano quando possono, non posso dire, noi denunciamo sempre, sia io come siamo vari imprenditori coinvolti in questi eventi, diciamo, non sono solamente io, alcuni miei parenti, alcuni miei confinanti. È molto difficile da arginare e non sappiamo esattamente come fare per arginare il fenomeno. Da soli non ce la possiamo fare. Io ricordo, giusto per cronaca, anche se non è un'indicazione di alcun tipo, le vostre denunce tempo fa hanno portato all'arresto di alcuni imputati che alla fine del processo di primo grado sono stati condannati a pene fino a 7 anni di reclusione proprio per eventi come questi. Chi è stato questa volta ovviamente lo stabilirà la magistratura. Dottor Elia, quello che le chiedo in questo momento è quanto è diffuso questo fenomeno, perché è qualcosa di cui, diciamo, in realtà chi vive per esempio a Taranto, almeno parlo per me, pur facendo cronaca, non ne ho la più pallida idea della portata di questa emergenza. No, guardi, secondo me c'è un triangolo magico, Leporano, Lizzano, Pulsano, Faggiano, tutti questi territori sono veramente punteggiati da questi fenomeni, diciamo. Io direi almeno 4-5 comuni vicini alla litoranea salentina, diciamo, da Talzano fino a Lizzano, direi più o meno come area. Ed è da sempre che insomma chi fa imprenditoria agricola subisce 30 anni. Mio padre aveva un'azienda più grande della mia. Credo che li abbiano rubato ogni stagione centinaia e centinaia di quintali di uva, oltre a dispetti, sì, è un fenomeno, va indietro di almeno 30 anni. Dottor Elia, un'ultima domanda, chi ve la fa fare ad andare avanti? Guardi, chi ce la fa fare? Siamo un'azienda storica come tante aziende che sono sul territorio. L'azienda è abbastanza estesa, abbiamo i nostri operai, siamo molto radicati sul territorio. Andiamo avanti, non è facile in qualche maniera, anche perché le devo dire che in questo modo il valore della proprietà terriera si è completamente assottigliato, no? Quindi non è neanche... La mia era chiaramente una provocazione, però la speranza è che non solo andiate avanti, ma che andiate avanti non da soli, e da questo punto di vista Cittadella alla Radio vi darà voce tutte le volte che ne avrete bisogno. Continueremo a sostenere la vostra causa e a starvi accanto, così come hanno fatto anche l'associazione anti-racket Taras e le altre istituzioni, nella speranza che insomma tutto questo un giorno possa essere solo un vecchio racconto. Volevo giusto spendere una parola per l'associazione che ci sta aiutando in tutte le pratiche che stiamo facendo per cercare di ripristinare l'azienda per com'era qualche anno fa, prima che avvenissero questi eventi, diciamo.
Comunque la ringrazio anche dell'intervento che mi ha fatto fare. Ripeto, è un dovere civico oltre che professionale. Grazie al dottor Amleto Elia per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie, Crepi, salve.